Ed eccoci qua, incredibile, la nuova puntata di Club Podcast consiglia. Ciao. E oggi parleremo di quella volta che Woba è andato a travestiti, vero? Surprise, motherfucker. Com'è andata Woba quella volta là? Quella volta là. E insomma oggi invece parleremo veramente di come vengono approcciate le ragazze. No, Su internet, ovunque, non ci lasciano mai stare, ragazzi. Cioè, proprio brutto, brutto da vivere. dopo la sigla. Ed eccoci qua un'altra volta. E Woba, vuoi fare tale introduzione? Mettete like al video e iscrivetevi al canale. So. Perché oggi vi abbiamo portato un contenuto devastante. È una bellissimissima ragazza. Silvia, se vuoi presentarti ai nostri amici che ci stanno guardando. Allora, io sono Silvia e ho 24 anni. Mi sono appena laureata. Infatti, se vedete questo segno è perché da ubriaca sono caduta. E quindi la non sono qualità- al massimo della mia bellezza. Testimone. E oggi vi racconterò come da ragazza vivere i vari approcci e diciamo il mondo nel 2025. E Silvia, raccontaci com'è che vieni approcciata di solito in chat o comunque nei social, cosa ti accade? Allora, ci sono tre situazioni in generale. Allora, quando magari vai alle 20, allora un classico, vuoi un drink, come ti chiami, che cosa fai in estate, mi è persino capitato che andasse tanto di chiedermi il colore delle unghie, madonna, che bello, perché adesso va tanto di moda il bianco. Successiva, di solito sono i like alle storie, molto imbarazzanti, anche reaction con i fuochini, ma molto per la maggiore. E Beh, ma scusa, se uno ti mette il like, che fastidio ti dà, no? non è dare il fastidio, più che altro chi ti mette like, che cioè, stranamente sono a volte molto i ragazzi fidanzati, anche a volte sposati con figli. E su che storia magari? E su che storie, perché io mi sono laureata ad esempio e ho ricevuto like anche da Ahmed dell'India, che anche lì c'è, cosa vuoi che mi conosca? Oh, basta fermo, Perché- che se si scusa. capisce che sta abbonati. Scusa, perché se tipo. Allora, perché se tipo la tipa mette una frase, un aforisma, qualcosa di significativo, il tipo non mette like. Però se fa la foto davanti allo specchio, mette like. Sì. Allora metti più aforismi, no? Perché metti foto di te nuda? Ma io in verità non, Like. non ho mai messo foto nuda, infatti è una cosa di cui mi vanto nel mio profilo, non ho mai fatto magari tipo in mutande registe, ma neanche in costume. Beh, E- nell'ultima foto, quella lì che hai messo in alto, sembri tipo un astronauta, cioè è tutto in grigio. Gesù, no niente, Era tutta- è una foto molto tranquilla. Della NASA spaziale. E secondo Woba io sembro un astronauta, però in verità è semplicemente una petina, cioè te la mostro perché secondo me non ha niente di male. Però ha fatto, No. però in verità ha fatto più like questa, cioè della mia La laurea. mettiamo in... Questa qua, cioè L'astronauta. La mettiamo- dai, un astronauta, mai secondo vista me è un bella. astronauta del genere sullo spazio, però insomma... Boh, mi sembra qualcosa di futuristico come vestito. Avveniristico. Cosa so? E a volte ti commentano anche i post, ecco una cosa, commentano i post per approcciarti, che magari non li conosci neanche, non li vuoi neanche fra le balle, e ti commentano i post. Infatti devo ogni volta nasconderli perché mi dà fastidio. Ma è cioè, se la foto la metti che la vedono solo gli amici, in teoria non possono commentare. Dipende se tu hai profilo pubblico o privato, ma indipendentemente se uno ti segue, e tu accetti ovviamente la richiesta o anche comunque se ti segue, Instagram permette di commentare le foto, non Ok. puoi evitare. Però è logico che se tu metti la foto di te, gli uomini insomma arrivano, no, come mosche, no? Cioè, quindi non ci trovo niente di strano io sinceramente. Ma allora, in verità dipende sempre da che tipologia di approccio tu fai, perché alcuni che ti dicono ciao oppure si inventano, cioè ad esempio c'è un ragazzo, credo, Come credo? nel senso perché non so se sia uomo ok. o se sia un ragazzino, Ah. che sarà tipo l'ottava volta che mi chiede se io sono della provincia di Venezia. 8 volte l'approccio è ciao, gli- scusami, sei della provincia di Venezia? Ma gliel'hai detto te una volta delle 8? No, gli ho chiesto se per caso avesse l'Alzheimer. Ah, Dopo allego screen perché è divertentissimo. Sarà un come cosa. bot. sì, ma di 8 gliel'hai detto almeno gli hai risposto una volta o Gli ho mai? risposto semplicemente una volta e male. Ah, ok. Però ancora non ha capito se No. è di Venezia, insomma. No, no. Secondo me è un bot che deve venderti qualcosa.
Dici? Lo devi vendere. No, i Fufaguru ce li ho anche. Mi dicono, entra a far parte della mia squadra. Qual è un approccio secondo te efficace e uno non efficace che ti fanno? Allora, un approccio secondo me efficace è sempre dal vivo. Noi ragazze, parlando anche per le mie amiche, preferiamo comunque un approccio dal vivo, un ragazzo che sia sicuro di sé, però che comprenda, magari è brutto da dire, però che sappia che va magari a colpo sicuro. E un approccio che non funziona è magari su Instagram, però ormai nella nostra epoca Scusami, non ho funziona. capito del colpo sicuro, cioè... Di essere sicuri di sé, però di aver magari intercettato, cioè di solito noi ragazze quando magari arriviamo agli eventi, se c'è magari uno che ci piace, magari tendiamo a cercare lo sguardo e se vedi che è la quinta volta che ti continua a guardare, allora è il via libera che puoi venire. Non quelli là che magari stai ballando, ti prendono ai fianchi e chi cavolo ti ha chiesto niente, dà fastidio, o anche quelli che te lo appoggiano, cioè per favore ragazzi no. Quindi di prima intesa visiva. Intesa e poi visiva, dopo- un eye contact, dopodiché ti avvicini e magari inizi a fare due chiacchiere, cose così. Che mica guardi? E guardi. Ma a me non è mai capitato che c'è un ragazzo normale che, secondo me, tutti quanti guardate quelli più belli, tipo Boba, un bel ragazzo, tanti lo guardano. A me che non, cioè, una persona normale che non viene guardata, una certa, lo appoggia, cioè, a sto punto, no? Ma anche se capisco la presenza, cioè io dopo non devo parlare con la faccia, cioè un piacere per le dimensioni, mi raccomando, però diciamo che sono attenzioni non volute. Abbiamo già capito quali sono i gusti della signoria. Candidatevi. Vabbè, però, giustamente, cioè, Esatto. l'incrocio di sguardi, ti giuro, non ho mai avuto, te l'hai mai avuto? Sì, guarda. No, sul serio, te mi hai incrociato la tipa con lo sguardo, anzi te, Sì. Silvia, qualcuno... Sì, sì. Ah, no, ma hai mai guardato uno che poi è arrivato effettivamente? Sì, poi inizi Sì. con lo sguardo, poi vabbè ti fai il sorrisetto, magari non arriva subito, ma arriva dopo un po'. Mi è capitato più di una volta. Pazzesco. Ma anche e soprattutto in estate, cioè anche mentre che sei ad esempio al bar e magari stai per ordinare da bere, ti chiedono cosa prendi, questo e quell'altro, e da là nasce cosa. Che eventi si fanno questa sera? Adesso vedremo tutti quanti che inizieranno a fissare le tipe che cerca degli sguardi. Ma no, ma più che altro anche, cioè, è un discorso forse un pochino brutto da fare, però... Sono io, beh. Sono mio Soltanto- non riesco a capire. Sai che aspetta un attimo. Ah, ok, adesso scusami, posso vedere se ho registrato senza alzarmi ogni volta? No, Bello. Scusa, ti interrompo. No, possiamo spiegarlo anche se per chi abbia fatto questo. Boh, ti ha messo uno specchietto dietro al. Lo specchio da donna, tipo, per vedere dietro se sto riprendendo. Motivo in più per mettere like perché ci siamo. Like al video. E iscrivetevi, se no Al canale. Woba inizierà a guardare tutte le tipe a caso, finché non incrociano lo sguardo. Finché non incrocio. E se no ve lo appoggerà. Ah, magari ti va bene, no? Sai, quando ad esempio tipo Che minacce. ci sono due ragazze che stanno ballando, ok? Bravo. Di solito se tu sei quella di qua, quindi di spalle, dai le spalle al tipo io sono qua, tu stai arrivando e io guardo la mia amica. E magari tu vuoi approcciare me, tu arrivi da dietro di me e se la mia amica ti fa tipo cenno, allora puoi appoggiare le manine. Oh mio Dio. Sono tutti linguaggi anche fra ragazze, cioè tipo anche fare così significa che voglio andarmene via, il letino qua, ad esempio per le mie amiche. Ma siete così coordinate? Cioè, praticamente il Certo. tipo è dietro che ti appoggia. La No, vuole approcciarmi. Vuole approcciare. La tipa davanti, cioè tu da qua gli fai cenno alla tua amica se Se mi può piacere il tipo. Mi deve dar E se Mi deve dar conferma l'amica sua. Esattamente. Io non pensavo fosse così organizzato. Guarda che siamo organizzate, cioè in questo mondo di lupi affamati. Aggiungo una roba, voi tipo siete in un gruppo di 4 tipe. È vero, succede. E che ne so, tu fai il gioco di sguardi e il tipo si avvicina. E cioè è difficile comunque approcciare in un gruppo di 4 tipi, ad esempio, no? Ma arrivi il ragazzo perché è difficile trovare una compagnia di fioino che in 4 viene in 4. No, a volte si fanno spallina a vicenda, tipo non so, magari noi siamo in 4 e loro sono in 5 o anche in 3. Magari gli amici intrattengono mentre che i due si scambiano magari il numero, l'Instagram, robe. Però adesso è molto più, molto più raro che sia il ragazzo, perché adesso si sono invertiti i ruoli. Io ho visto tantissimi, cioè io ho degli amici maschi, con Boba non mi è mai capitato, povero Boba.
E però magari con altri miei amici era la tipa che veniva dal tipo e gli chiedeva l'Instagram banalmente. Adesso c'è molta energia maschile da parte delle ragazze, perché cioè, sono diventate delle principesse. Per me nessuno è venuto da me, No. direttamente. No. Comunque tu mi stai parlando in che contesto? In contesto di serata o anche in qualche altro luogo? Ma può essere la serata come può essere l'aperitivo, tipo in estate magari ti fai l'aperitivo al mare, agli eventi. Normalmente no, cioè nella vita di tutti i giorni no, tranne il postino della banca. Comunque bisogna fare squadra, minchia. E se hai delle amiche che sono un po' così... Beh, io gli assist ai miei amici li ho fatte. Cioè bisogna avere anche una bella compagnia. Bravo, sì, quello che dicevano che Silvia, cioè il discorso è, se io ho una compagnia giusta con cui posso anche venire là a far gruppo e approcciare, io tante volte, quelle rare volte che ho provato, mi ritrovo da solo, cioè gli uomini non è che hanno tutta sta gran voglia di prendere pali. Cioè o trovi la compagnia che non è fatta. Però tu cercheresti la tipa della tua vita in discoteca? No, io no. E Sai quindi... già che è ma là sai già che semplicemente è il flirt delle 1001 notte famoso, oppure è per costruire qualcosa che non è basato su... ma allora un ragazzo che dovrebbe venirvi a approcciare al supermercato, che ne so. Al supermercato ci starebbe, Magari mi farebbe vedere ridere. Che pasta prendi? Barilla o De Cecco? Così posso dirlo, questo è marketing. Ah, che marketing, Ok. De Cecco, De Cecco. fuori a grano. Però sì, magari al supermercato, oppure anche alcuni ragazzi usano i cani, i cucciolotti. Là hanno una marcia in più, sincera. sì. In palestra magari ti chiedi di alternarti, anche se magari Sai che fare la vita si è preso il l'esercizio. cane apposta per fartelo. Chiama lo scemo, cioè tutti vorrebbero un cucciolotto. Anch'io ce l'ho, ma no. Anch'io ho il gatto per questo. La Kira. Kira io non approccio con Kira. No. Comunque, io volevo dire una cosa. Ho perso un amico perché gli stavo dando cioè, parecchie sere gli ho dato una mano a approcciare con le tipe e le tipe dopo un po' si stancavano, cioè, venivano da me, capito? E mi fanno, voglio più uscire con te. Che Latin lover. Cioè, nel senso, avevamo una tecnica d'approccio che è quella lì dei... Infatti io ogni tanto parlo di segni zodiacali perché ho imparato tanto. Noia, così si zodiacale. Ho imparato tanto da lui perché lui faceva i temi Natale alle ragazze e le ragazze erano interessate e c'aveva modo di, capito? Però dopo il tema Natale, la spiegazione, il pippone, e tu Matteo qual è il tuo segno zodiacale? Cioè, capito, si attaccavano e io tipo guardavo lui come per dire bro, cioè, Pazzesco. finché mi ha detto basta, voglio più uscire con te perché non riesco ad approcciare. No, io... Perché te che Cioè, approccia ma con un risultato inverso. Vabbè, il segno zodiacale secondo me si determina una persona ma fino a una certa. Allora io dovrei essere una Silvia, quanto conta secondo te l'aspetto fisico o il carattere magari di una persona? Allora, di primo impatto l'occhio vuole la sua parte, secondo me, però se dopo c'è il carattere di un cucchiaino, no, taglia. Cioè, ma anche tante che preferiamo il carattere a lungo andare, però, cioè, se uno è brutto però carattere, ci vuole un buon equilibrio, secondo me, perché se puoi essere bello quanto vuoi, però se sei una meba, non c'è niente da fare. È un bello che non balla. Mentre se magari è un pochino più bruttino, però ha un carattere, serve lo sprint iniziale di avere comunque qualcosa di bello da vedere, mettiamola così. Questo intendo, quindi magari non farai mai l'incrocio di sguardi con uno che potenzialmente magari ha un buon carattere che tu non capisci a primo impatto, questo intendo. Allora, io sono di un'idea che magari può essere anche cattiva, però ognuno deve capire i suoi limiti. Cioè, uno che magari è particolarmente, cioè, magari è bruttino, però vuole provarcelo con la strafiga, è logico che avrà un palo assicurato. È come il famoso detto dell'amica cicciona, cioè l'amica cicciona non potrà mai puntare al figo. Sa che dovrà prendersi magari dei due, Beh, ma quello più bruttino. Ma sai sentire chi c'è? Ma se al figo gli piace le ciccione? È l'uno su 1.000.000. Vabbè. Belli grossi. Vabbè, 99,9% di possibilità, dai. Di impossibilità. Ah, ok. Sì. Nulla è impossibile. Dai. No, nulla è impossibile, però diciamo che fra le due ci si cerca di equilibrare.
Ok. Io sono sempre stata di questa idea. Però quindi tu mi dici scartare a priori l'approccio tramite i social, giusto? Allora, io non mi fa impazzire. Però in un'epoca così interconnessa magari può succedere, però io non ho mai voluto approcci su internet, anche perché comunque magari uno si mostra un figo in foto, dopodiché vai dal vivo e dici cos'è. Ma anche tipo molti miei amici, io non ho mai insomma scaricato Tinder, però molti miei amici magari vedevano la strafiga su Tinder e dopo andavano dal vivo e prendevano paura. Oppure dicevano con cazzo sono uscita uova, ti puoi confermare. Ok. Sta ridendo. Sono un po'... sì. No, perché ora le discoteche no perché non sai chi trovi, era l'approccio online no perché c'è massa gente. Uno dove deve andare nel 2025, guarda 2026, scusa, 2026 ormai. Comunque... Nella vita reale, secondo me. Cioè, io preferisco Supermercato. anche una al supermercato, cioè se è carino ci sta. Supermercato, Magari al tra- riparto gastronomia, non lo so. Vabbè, se hai animali puoi andare nei parchi. Nei magari parchi. becchi la tipa col cane. Dal vivo. Parchi e supermercati, quindi Esatto. a sto punto sui social non ha neanche più senso approcciare forse. Ma no? nel senso se vi siete conosciuti, cioè se ci si è conosciuti dal vivo, tipo non so, un evento, Ok, ti conosci, ti scambi l'Instagram magari il giorno dopo, ma anche la sera stessa può succedere che ti chiedono ma dove sei, cosa Quindi stai è più- facendo, vieni a fumare una Ok. cicca. un mezzo insomma, cioè c'è prima la conoscenza di persona, poi c'è il contatto sui social al massimo e poi c'è il resto insomma. Esatto. Perfetto. Quindi diciamo, cioè non c'è nessun modo nei social, perché io mi sono salvato degli screen adesso che secondo me sono degli ottimi approcci che purtroppo la maggior parte non sono andati a buon fine. Io vorrei capire anche per gli amici che ci seguono e che magari usano queste tecniche, capire dove sbagliano o dove fanno giusto. Vai. Allora, questa qua hanno commentato una foto. Ciao bellezza, ti dico che siamo una coppia sposata che vuole provare un rapporto a tre con una donna. È il sogno di mia moglie, è un'atleta di bikini fitness, una donna molto sensuale e bella. Perché bisognerebbe rifiutare un approccio del genere? Cioè, qua non è neanche un rimorchio, è direttamente una proposta. Ma tu hai un profilo fake qua? No, sono delle nostre fans del canale che ci hanno mandato, pensa, alcuni screenshot di alcuni approcci. Allora, non dovresti rifiutare intanto perché non sai se effettivamente la moglie è d'accordo. No. Ma lui ha detto di sì, però. Ma vabbè, ma anch'io posso, cioè, come in quelli là che ti scrivono, ti dicono, ah, no, E la mia ragazza lo sa perfettamente, magari solamente lui è in una coppia aperta e la tipa magari non lo sa che è in una coppia aperta. Cioè, poi l'atleta di bikini dipende se si è fatta le siringhette perché... Ok, io andrei con la... Io direi di no. Poi magari non ti piace la roba a tre, cioè. Esatto, magari non sai, cioè stai andando incontro a una cosa molto particolare. Allora, questa è fake di sicuro. Sì, questo qui è fake, dice Silvia, però attenzione, qui è una cosa che noto molto spesso. Ciao cara, sono un amante dei piedi femminili. Ah, sta starica appena. Ciao cara, sono un amante dei piedi femminili. Saresti disposta a vendere foto, adesso anche a scopo proprio di business? Perché Vendere no? foto lo farei. Allora, se vogliamo essere etici, no. Ti capitano Perché? tanti che ti chiedono foto di piedi? Perché che eticità c'è nel vendere? Cioè, fai clic e toccia. Vabbè, ma però dai, c'è comunque... che vada lì al mio cliente più. No, ma Amici, allora, quant'è? io da un Facciamo lato ero contraria adesso, però cioè, Lo faresti? sta andando. Ma sì, Stai andando? sta andando. Lo stai facendo? No, non lo sto vale la facendo, cioè non mi è ancora capitata di nuovo l'occasione. Ah. Però Dei tornassi indietro direi, boh, vabbè, dai, sì. Però... Quindi i piedi ma aggiudicato. io ho un numero troppo alto, cioè un 38, adesso cercano 36. Smalto bianco c'è, però... Più un 43. Vabbè, ma dalla foto si capisce che misura è, dai. vabbè, ma è piccolino. Cioè. Ma il mio qui è 43. No, ma tu sei uomo a prescindere, forse no, quelli gay. non li vuoi. Dici che esiste? Si vede tanto la differenza dal piede maschile. Risponderai, amore, ho una richiesta da farti, mi diresti cosa posso fare per incontrarti, farei tutto ciò che vuoi. Secondo te, Scusate. a forza di rispondere, c'è una probabilità che lei possa rispondere? No, Insistendo zero. no. Uno mi dice ti bonifico 10.000 euro se mi Vuoi fai- guadagnare 1000 euro? Subito Dio. Ma... Ma non hai risposto. Non si sa.
Perché non avete un po' di curiosità? Cioè, ragazzi, secondo me nei limiti si può Allora, fare io tutto. sono sempre stata di quest'idea, più allora, l'immagine social non corrisponde sempre a ciò che siamo noi nella realtà, ok? Perché comunque è una vetrina dove siamo la versione migliore di noi stessi. Brava. Ovvio che le risposte arriveranno più insistentemente. Io sono sempre stata molto attenta a ciò che pubblico, infatti è per questo che non ho mai messo foto in costume, foto provocanti o cose che potessero dare adito, che vabbè le scrivo. No. Purtroppo dai l'idea, però bisogna anche... Io do l'idea. No. No, se io fossi se io sono una ragazza, una donna, che ho un bel corpo, no, non sarei una gran troia, però sfrutterei sta cosa qua per, non so, per lavorare, per fare la modella, capito? Per Però fare... il problema è che intanto Non scindono io ho la lavorato cosa. nel mondo della moda, cioè come modella e tutto quanto, non è un... cioè sei sempre comunque esposta, è per questo che io non ho mai voluto mettere magari, cioè non ho mai fatto scatti, robe, però cioè, andava un tempo fa, non so se hai mai pensato... Ecco lui, cioè comunque approcciava le ragazze e dopo facevo veramente sì. proposte È vero. che comunque sono tutte foto sempre molto osè. E... Qui io ti chiederei, mi collegherei a una domanda che avevamo parlato prima in fuori onda, tipo questa. Che bello. Vabbè, boh. Ma di dove sei? Venezia, tu? Porco di Dio, a Roma. Che finestra. Lei ha risposto porco de Dio. No, lui- ok. Un po' distante. Occhio. Oggio. Ok. È arrivato il carabiniere. Beh, vienimi a trovare, no, prendo una villa per noi due, troppo distante, comunque quanti anni hai? 2002. Parlavamo prima di che c'erano altre proposte del genere, ti hanno fatto, no? Sì, cioè, vabbè, mi era capitato questo qua neanche mai visto. Ha detto no, dai, vieni a Milano. Ma in tutte le storie, vieni a Milano, vieni a Milano, vieni a Milano. Una sera per ridere con le mie amiche hanno detto, vabbè, dai, mi scrivo di sì. E lui aveva veramente preso l'hotel, tutto quanto, ci aveva proprio pagato. Al che non gli ho più risposto, lui si è incazzato da morire, però io dico una cosa, cioè vedi che non ti ho mai calcolato per 10 messaggi che mi hai mandato. Una sera mi sveglio e ti dico, sì, dai, prendo subito, vengo a Milano. Tu sei anche pirla a prendere un hotel senza cancellazione gratuita, secondo me. Dopo se ti incazzi sono affaracci tuoi, cioè sei ridicolo. Però adesso si punta anche tanto sul materialismo. Che tipo strana che siamo tu, dai, posso Cazzo dire. di ciuba. Dai, siamo un po' strani. Ti va di raccontarci Sono selettiva, è diverso. quella sera cosa ti è capitata là dell'extra drink house? Ah, niente, praticamente sono andata in discoteca con amiche e amici. E vabbè, ero andata semplicemente in bagno e stavo là scrollando sul telefono e mi arriva questo qua che mi fa, tu adesso questa sera vieni via con me. Ho detto, sono stata un attimo là, lì per lì un attimo così, però per uscire dall'extra extra tu hai una card dove metti il guardaroba, drink, tutte le cose che acquisti o bevi. E allora là mi è venuta un'idea luminosa, ho detto va bene, vengo via con te e ha detto però devo avvisare i miei amici. E sono andata dai miei amici, ho detto dovete bere tutto quello che volete, prendete la mia drink card, fate quello che volete. E loro un attimo rimasti così, ho detto voi seguite quello che vi sto dicendo io. Si prendono da bere, torno dal tipo, faccio guarda ho avvisato, se possiamo andare. E sto qua, prende la mia drink card, paga 54 euro di conto. E gli faccio guarda prendo la giacca Tutta e arrivo. obliterata, cioè. Tutta obliterata, cioè proprio era una groviera di timbri. Come la faccia di Cassano. Alla fine Fede sì. eravamo, cioè lui mi ha detto ma non andiamo, faccio no guarda io non vengo via con te, non esiste, ho preso, sono andata via, è arrivato anche tra l'altro i miei amici che mi hanno detto guarda no, io non vieni via con te, però cioè per farvi capire che sono anche stupidi, cioè figurati in sé io non ti conosco neanche, vengo via con te, cioè sei anche pirla, però sono molto materialisti, oppure quelli che ti dicono che hanno la Porsche e dopo ti vengono a prendere in pandino. Oppure cioè, neanche vengono a prenderti in pandino, ti dicono ti vengo a prendere, scusami ho cambiato macchina, cioè fanno ridere i polli e mi è capitato. Però questi ci hanno provato dal vivo, cioè, e non hanno fatto... Ma alcuni cioè, si sono inventati, mi è anche capitato che saranno inventati di avermi visto in certi posti e dopo vabbè magari... Esatto.
E te dici, ah vabbè, non mi pare di averti visto. E dopodiché quando li incontri dal vivo, che magari è andata bene, ti confronti e dicono, no, guarda, era semplicemente una scusa per scriverti. Beh, ci sta. Ci sta, però tu inizi eventualmente una relazione con già delle bugie. Cioè, Sì, non è il metodo migliore. io per preferisco attaccare la bottone. sincerità, magari preferisco che una mi dica, guarda, non è vero, non ti ho incontrato là, però cioè, se vuoi ci andiamo. A parte che anche là io mi penso, se ti trovi in un posto, cioè vai là a parlarti a parlare direttamente, no? Senza scrivere su Instagram, ti ho vista là, non ha senso. Ma alcuni sono timidini. Beh, ci credo, però torniamo sempre al discorso di prima che, insomma, Piuttosto, cioè, preferisco una persona che ci prova, ovviamente nei dovuti limiti, piuttosto che uno che rimane là, fermo, e dopodiché magari ti dice no, perché questo e quell'altro. solitamente se vai fuori una sera, quanti approcci dal vivo ricevi? Dipende dall'evento, cioè io di solito sono sempre nella scena techno e non dico raro, però cioè, è meno rispetto a un evento reggaeton. Io una volta sono andata quest'estate al Marina Club, prima e ultima volta che sono entrata, io e le mie amiche non potevamo fare 5 passi che c'erano e che squadra tifi a casissimo, che belle unghie che hai, che bei capelli, ma come ti chiami, da dove arrivi, cioè veramente diventa... Ti hanno mai detto che bene che sei vestita? Sì. Ti hanno mai detto sembri un esploratore della NASA? No, quello no. Quell'evento dove mi ero messa la famosa tutina da esploratore della NASA era per vecchi, quindi niente. Era un evento per vecchi. Praticamente siamo andati allo Yerba Spacco, abbiamo pagato 60 euro di cena, mai più nella mia vita. E Però i soliti sono tornata a vecchi casa. cioè, attaccano più bottoni, non si fanno, si problemi. Sì, però cioè, fanno schifo. Io una volta gli ho detto, ma potrei essere tua nipote, potrei essere tua figlia. Cioè, veramente no. Devi conoscere i tuoi limiti. Comunque diciamo Torno al che punto. in certi ambienti c'è più dialogo forse di altri. Tipo dicevi in eventi non techno, più commerciali, pure che Un evento sì, però perché comunque la gente va là solamente per quello. Solitamente la scena techno, la gente va là semplicemente per ballare, solitamente. Poi sono tutti Però quindi di media tra i due, tra la scena techno e la scena reggaeton, una media di quante persone vengono a parlarti? Non lo so, cioè... Non so, 2, 5, 10, 100, più o meno. L'ultima volta erano 7-8. No, vabbè. A serata. Ma anche con i follower, cioè, tipo 7-8-9. Ok, andiamo avanti con gli screen. Qua siamo un po' più nel trash secondo me, però c'è qualche chicca che io comunque difenderei, tipo ciao, scusa, chi sei? Una persona, che domande? Boh. Già in effetti è una domanda un po' troppo complessa, difficile da fare. Scusa. Basta, Adesso roba vecchia. non hai più risposto. Chi sei? Una persona. Tu hai risposto così. Avanti, non sono io. Ok. me li Sono le mandano. screen che mi lascio fare. Te paghi, me la scrivo a Luca sta roba qua. Ma che domande, boh, ma porco due, mi scrivi Ma vabbè, ma voleva fare il simpatico. Sì, va bene. Sì, Vediamo con sono un'altra. simpatico. Hola, come stai? Ma Oh cosa- mio Dio, no, quelli che mettono 50.000 i punti. Come stai? Ma cosa è successo? Scusa, ma chi sei? Un ragazzo. un raga. Un ragazzo. Sì, fin qua che devo arrivare al capire. Oh. Però che occhio. Dio santo. Poi Vai? posso... Sì, sì, ciao. Ciao bella, scusa se ti ho disturbato, ti ho visto qui su Facebook e mi sono incuriosita. Mi piacerebbe molto fare la tua conoscenza. Ah, educata, ho studiato alla Crusca, sto qua. Non sono interessata, vabbè, giusto, grazie, ciao, scusa il disturbo e buongiorno, il caffè è pronto. Boomer. Posizione mi fa sbrigare, Questi qua numeri uno. No, questi qua, vabbè, ma sono foderata. Scusa, ma Perché questa qua, possiamo dirlo da me la malati, lei si chiama Alessia Bertato, no? Ma scusi, mi ho sbagliato, non so Alessia Nara. Spettacolo questo. spettacolo. Oh mio Dio. Ciao, bella, dimmi una cosa, se ti va per caso puoi interessarti il BDSM, spero che una domanda in diretta non mi scandalizzi. Cosa sarebbe? E il bueasso. Cosa sarebbe? Se con la body... No, cosa sarebbe? Quasi sadomaso. Sadomaso, Ah, circa. ok. Ciao Alessia, piacere Paolo Bianchiera. Mi piacerei solo tu, mi dispiace. Biancheria. Biancheria.
Vabbè, dai, ci scriviamo per voi. Oggi fa una volta si deve tornare indietro. Sono tornata indietro. Sì, aspetta. Oddio, sta benissimo nelle foto, spero che tu non abbia pagato Photoshop troppo caro. Ah sì, ci sono anche queste bellissime tipologie di persone che ti dicono che usi FaceApp o che usi Photoshop e non ti hanno neanche mai visto dal vivo, solamente per provocarti, fanno tipo gaslighting, per provocarti. Ok. Ghost Light. Gaslighting. Ghostare invece no, ghostare quando sparisci dalla chat proprio. Cos'è il Ghost Lighting? Gaslighting è quando è tipo accendere il gas, quando accendi la fiamma per far incazzare qualcuno. Giusto. Comunque Aspetta. si notano i filtri. Perché ho letto, si capisce. Ok. Sembra Elia. Si notano i fischi. No, perché era roba di questo qua. Filtri. Vabbè, quello sì. Cioè, con tanta difficoltà. Cioè, a primo impatto magari no, però devi stare. Cioè. No, io non ho mai modificato le foto. Questa qua è Una volta da piccolina solo il risoltino, perché avevo il risoltino da una parte e il risoltino non ce l'avevo dall'altra. Quindi ho photoshoppato il risoltino nell'altra parte. Sì, vabbè, sono. Che piselli cerchi. Che piselli c'eri. Nice. Quelli verdi. Che bella che sei, non ti offendere, te lo dico. È una FIA post, Che bella che sei, non ti offendere. No, ma è la stessa FIA. La è c'è vero. scritta da sola. Vabbè, questa è un po' c'è scritta da fake. sola. Vedi sì, che è la sì. stessa immagine profilo. Vabbè. Aspettiamo. Aspetta. Ciao, cercati la tua amicizia, grazie. Sei la bellezza facendo. Poi. Non può averlo scritto. È come... Ma Sì, questo ma è Luca metti- Zaia. Sì, ma Ciao, vabbè. metti solo che non capisco. Ciao, io gestisco un gruppo single vabbè. under 45 creato per nuove amicizie. Mhm. Ti interessa? Dovrei parlarti. Questa è bruttissima. Sembra la ragazza già prima- incazzata. è già incazzata prima di conoscersi questa volta. Ma queste sono comunque tutte persone vecchiette. Cioè si vede che... Questo che sono- dicevi te, quello prima, vedi? Ciao, ti ricordi di me? Ero il dependance giovedì. Sì, allora, cioè, se tu ti sei scambiata l'amicizia, ci Io avrei sta. risposto succa. Dopo quel. Succa. Mi prendi anche a me live questo. Cioè, allora, questa cosa ci sta se tu ti sei già conosciuto. Esatto, sì. Però se invece questo qua già se l'ha inventato, Chiudiamo. non ci sta. Vai. Buongiorno, Chiaro. Potte. Vediamo un bacino. Aspetta. Ecco, questa è pura energia maschile. No, stammi lontano. Questa è pura energia maschile, che brutto, ma non ha anche pelato, poverino. Cos'è contro i pelati? No, niente, però, cioè, Però, Mastro Lindo. sì. Qua vedi che sembra lo stesso per scriversi, sembra proprio... Vedi, anch'io ce ne avevo uno, che non mi ricordo come si chiama, però tipo era Gaetano, Salvatore, una roba del genere. Fiori, insomma. Sì, per la maggiore sono loro. E questo qua, poverino, cioè se ne è arrabbiato perché io avevo il labbro rotto e non volevo uscire. Ah, sì. Ma io non sarei neanche uscita con lui, è che per smollarteli a un certo punto dici Puoi sì, raccontare ci vediamo. agli amici sta roba del labbro rotto? O... Allora, niente, praticamente io mi sono laureata e Sto guardando un po' capirmi mica i cosi che scrivono. mi sono laureata settimana scorsa, infatti Un potete applauso vedere. a Silvia che sei laureata. Grazie. Fai l'applauso. Posso sputtanarti? No, dico una roba. Vai. A una certa becco, non mi ricordo che ore sono, però vedo la Silvia e non abbiamo mai non abbiamo mai parlato. No, Sì, perché forse lui è una andato volta a solo. farsi i cazzi suoi con un'altra persona e non riuscì. Così, con due fioi che abbiamo parlato di cose, business. Non è vero, sei stato sempre tutta la sera con un altro fio. Due fioi. No, l'altro fio era con l'altro ragazzo. Sì. Vabbè, insomma, comunque una certa becco lei In diretta. e gli faccio, oh, ma aveva un calice in mano, gli faccio questo che numero è? E mi fa, è il nono Galdi. Adesso andiamo di acqua frizzante, vero? Mi sa di sì. E forse lei ha anche bevuta, non lo so. Acqua frizzante? No, io credo di non aver toccato acqua e cibo per tutta una sera. E vabbè, faccio il papiro, io non ero ubriaca, cioè ero alticcia, allegrotta e l'ho fatto tutto perfetto. Però il problema è che durante il papiro mi hanno dato una bottiglia di gin da scolarvi in 15 minuti, ok? Non contenta, io ho detto, cioè, scusatemi ragazzi, però siamo in Veneto, patria dei papiri, dove ti tiri lo schifo addosso, uova, farina, avena, robe. E non volevano farmelo perché fuori pioveva, ho detto no, voi adesso me lo fate, solamente che sono uscita con questo costume da mucca, perché mi avevo vestito da mucca. Sotto non avevi niente forse. Sotto cioè avevo le mutande reggiseno
e esco fuori. Io da quel momento non ricordo più niente. Avevi preso freddo. E avevo preso freddissimo, finito che mi lanciavano addosso la roba e io proprio come un pelo sono caduta così. E ho sbattuto... No, così. Ma quindi Eri a 90 praticamente, perché avevi il sacchetto per sboccare. E tipo, io lo stavo guardando, ce l'avevo proprio qua. E fa, lo sforzo, mi è venuto su anche a me. E sono andato via. Ho fatto tipo 5 passi. E mi giro dopo sti 5 passi e vedo sta mucca praticamente che cade di faccia. La mucca di Laura. E la gente che era davanti non è riuscita a fermarla perché era tutta quanta scivolosa. Sì, perché avevo proprio un costume tipo di quelli là che si gonfiano, tipo quelli dei lottatori di sumo, però, cioè belli cicciotti. E niente, rimango per terra, proprio per terra distesa, e a un certo punto mi girano. Io non avevo sentito niente, l'unica cosa che ho detto è al mio migliore amico, gli faccio dimmi che non mi sono rotta il dente. E cioè io non ero preoccupata per il mio labbro, io ero preoccupata per il dente. E vabbè, mi risveglio di nuovo in ospedale alle 3:17. Addirittura? Sì, ho perso coscienza, ho vomitato per tutta l'ambulanza, addosso anche al barelliere, poverino, mi dispiace tanto. No. Barelliere. E sono risvegliato, ho fatto un giro di chiamate, nessuno mi rispondeva perché erano le 3:17 di notte, la gente anche voleva dormire. E mi risveglio alle 8 del mattino, chiamo il mio migliore amico e gli chiedo posso sapere cosa è successo? E vabbè, mi racconta, io rido, la prima cosa è ridere. Arriva l'infermiere che mi fa, ci siamo divertiti ieri sera. E mi mostra i referti, cioè delle analisi del sangue che mi avevano fatto. Io avevo un tasso alcolemico di 5,19. Sporami, boia cazzo. E ero andata proprio oltre tutto, io non sono abituata a bere e ero in avanzato stato di ipotermia e 3 punti di sutura sul labbro, però è una laurea che ha lasciato il segno. Ma il fatto che era freddo, cioè... Ha contribuito all'ipotermia il fatto di avere cioè di farmi alzare l'alcol perché comunque bruciavo più calorie per cercare di riscaldarmi e quindi l'alcol è entrato proprio in circolo. Allora dicono che l'alcol riscalda, ma è il contrario. Al contrario, fa ancora più freddo. Poi mi avevano messo in posizione di sicurezza i miei amici, però il proprietario del locale non mi faceva entrare, bastardo, e quindi io sono rimasta distesa per i sassi per tipo un'ora. Io sono stato il primo a dire chiamate l'ambulanza. E non scrivere alle FIA, cioè secondo me non essere imbarazzante fin da subito, perché, ma anche tipo, allora, il ragazzo è più facile che risulti cringe, ok? Che metta la foto, che metta la storia, è molto più facile risultare cringe. Però d'altro canto siamo una generazione, almeno io parlo per la mia, io sono 2001, che abbiamo tanta scelta, ogni giorno veniamo bombardati da ragazzi, ragazze, fisici perfetti, muscoli, cose, abbiamo troppa scelta. E d'altro canto però siamo una generazione che sta perdendo pian piano lentamente tutti i valori. Il valore di magari un bacio, come magari andare a letto con qualcuno, è una cosa importante, è qualcosa che ha valore. E mentre adesso è un po' qualcosa di quotidiano dove vabbè non ti fa né caldo né freddo. E parlo per altri, cioè per me è ancora valore. Guarda, una roba che ti chiedo, quando voi ragazze vi mettete, te dici che non lo fai, ma vabbè, in generale c'è la FIA che si fa il selfie, cioè è normale che i FIA via testano una certa e vi scrivono, cioè perché e dopo vi lamentate che vi scrivono a sto punto? Ma perché alcune volte, cioè anche come l'essere vestita in determinati modi, non è che il vestito, cioè io sono sempre stata dell'idea che tu puoi essere volgare anche con un maglione a collo alto e i pantaloni lunghissimi, cioè dipende sempre dall'atteggiamento, però ogni volta, particolarmente in Italia, tutto viene sessualizzato, cioè ti metti il costume magari perché sei in giorno al mare, ti vedi bene e tutto quanto risulti zoccola, oppure magari metti la foto in palestra dove, cioè cavolo, se uno va in palestra lo fa per avere dei risultati, per essere contento del proprio corpo, non è che se io vado in giro con i leggings che comunque mi risaltano il culo esiste, le tette esistono, cioè se uno ha un seno abbondante o un culo comunque prosperoso, non è che lo fa per mettersi in mostra, alcune lo fanno, ma non bisogna fare di tutto un'erba un fascio. Dopo i ragazzi scriveranno sempre come anche adesso le FIA hanno iniziato a scrivere i fiori. Però è sempre come ti poni, secondo me. I social, io ci sono sempre stata molto attenta perché comunque per il lavoro che faccio, ma anche per qualsiasi lavoro, perché
è comunque una presentazione minima di te, cioè magari è il 10% di quello che tu sei, però anche quel 10% può fare la differenza. Poi dipende sempre come ti poni, almeno questa è la mia idea. Se io, anche tipo banalmente adesso devo andare a Berlino, là è molto, sono tutti molto libertini, cioè una ragazza può vestirsi come vuole e non viene additata come troia. Mentre qua in Italia c'è sempre questo problema, la scena techno ha sempre degli abiti magari un pochino più spinti e kinky, direi. Però non è che se io vado in giro col collare allora automaticamente è un via libera, provaci con me, tanto sono facile, cioè. Ma forse è per questo che le generazioni, quelle dopo le tue, si Instagram senza post, giusto? No, quello è per mantenere tutto privato. Anche le relazioni adesso, una volta si mostrava molto di più la propria relazione, adesso si sta andando verso una corrente dove meno mostri più felice sei. Che effettivamente da un lato è vero, però secondo me è anche una giustificazione che se io non mostro col fidanzato comunque è una porta sempre aperta sul mondo esterno. Ed è purtroppo così. Infatti noi, la nostra generazione che, 94, io meglio che non lo dica, però buttiamo fuori a manetta foto, Facebook, ti ricordi l'album di Facebook delle foto? O comunque, senza senso. se tu vai da un profilo su Insta dai 30 anni in su, ha una marea di foto, anche piuttosto selfie tutti identici, però una marea. Invece, invece dal 2000 in poi hanno sempre massimo 7-8 foto. Beh, il minimo essenziale, questa è la mia presentazione, però ci sono anche altre persone che hanno tipo sui 110 post. Però Sempre fatta dall'alto, cambiando soltanto il vestito, sempre in bagno. Sul serio, ma dai 2000 in poi, quindi ce l'avevo. dai 2000 in poi c'è il minimo essenziale. Io sono una che non è che ama farsi foto o che comunque ama mettere foto proprie, ma perché comunque non ho tempo, non ho voglia e non saprei neanche da dove iniziare per farmi delle foto così, cioè per fare una storia devi prepararti, metterti bene, cioè io non mi trucco mai all'interno della mia settimana, dal lunedì al venerdì io non mi trucco mai. Sabato e domenica però, cioè fra una roba e l'altra io non è che mi metto 30 minuti prima a prepararmi per poi avere 10 minuti per farmi le foto. Perché qui di anni 90 sì. Quelli degli anni 90 non gliene fregava tanto secondo me, cioè almeno vedendo. Oh, se vai dalle figlie della nostra età si bombarda le foto da quelle single. Ma Poi secondo me dipende anche uno che stile di vita. esatto. Sì, Perché se magari gira tanto, fa tante cose, è giusto che pubblica quello che fa. sai cosa? Piuttosto E che decide se mettere le storie nelle storie. Tipo i baette là, cos'è? Tipo mette Ibiza. le Grecia. E maette. come si Le storie in chiamano? evidenza. Le storie in Bravo, evidenza. sì. È che adesso Instagram ci ha levato perché Non l'ha rimesso? No, non l'ha rimesso. Non ha riaggiornato. Io che leggevo puoi diventare un baette anche post. quella del sushi, sai quelli tondi? I roll. No, i uramaki. Uramaki. Baette. E baette. Io ad baette esempio di ne ho Hawaiian? 4 di storie in evidenza, però ci sono le storie in evidenza mie. Allora, tipo una ragazza media, vabbè, viaggi, amici. Le storie in evidenza mie, e dopodiché alcune hanno anche i fit, cioè gli outfit che si mettono perché food, Travel. friends, me e outfit. E Mari dentro là vede 50 foto dentro. Cioè, E però non va neanche un post. Prese dalle storie però. Però Sì. non è neanche un post. non è neanche un post. Sono È stili di Un vita. ordine cronologico, sono strumenti che decidi di utilizzare o meno. Vabbè. Io, se volete. Dai, adesso diciamo se Adesso lei le come- storie in evidenza. Sì, ma sono fermo al 2023. Allora io ho le storie con la Bro, con la Alice Guerra, la Mimi, che è la mia gallina. Facciamo un saluto alla Alice Guerra. Ciao Alice Guerra. Ciao bro. E quelle lì dove mi alleno, quelle lì con la mia terapia, che è la mia protettiva. La Kira. Lo schwannoma, che è tutta la storia del tumore che ho avuto. Non fare il malandrino sono cose un po' a caso. E video su YouTube. Ma scusa, quanti post hai? 30. Solo? Vedi che sei proprio, ti ho detto, sei metà boomer, metà Gen Z più o meno. Beh, diciamo che una volta gli ho dato il profilo alla Alice e mi ha fatto un po' di pulizia di foto sugli inutili. No, io di storie in evidenza, cioè io forse sono molto più vicina alla generazione tra virgolette dopo di me. Cioè io ho 8 post
E Però ci sei te in foto comunque. sì, non mi fa impazzire. Cioè, sì, a volte metto magari gli amici di tanto in tanto, ma è raro. Però, tipo, di stare in evidenza, a parte questa che, vabbè, il viaggio che ho fatto alle Nazioni Unite all'ONU, e per il resto, cioè, ho me, i viaggi e amici. 3. Oh, Io che, sono molto minimal. che messaggio vogliamo dare ai boomerang? Aspetta, c'è questa cosa qua che vogliono avere tanti seguaci e vogliono seguire poche persone, vero? Beh, vabbè, Ma scusami. È un po' tutti sta roba qua comunque. Mm. Perché insomma, è proprio un discorso di, come dire, se tu segui uno che tipo ha 10.000 follower, dice, cazzo sto qua, È interessante. Se sono invece segui 10.000, capito? E magari ha 300 follower. Ecco, un'altra cosa voi ragazzi, cioè se seguite 50.000 FIA e avete 700 follower, vi scartiamo a priori perché siete Penso dei morti che- di figa. Infatti, Consiglio. c'è un mio amico, Quindi- grande, Adesso vado a zero. Spolvo tutti. grande greggia, aveva tipo 50 follower e tipo 50.000 seguiti. E lui mi fa, mi piace avere il mondo a portata di mano. Oh, guardavi che sboccheggiava di che modè. Oh, figa nastro, poi qua. Incredibile. Cioè, red Grande flag. greggia. Red flag. Voi vedete dell'89, boomerazzo ormai. Vabbè, ma credo che anche da pensione l'89 basta. Magari. Che messaggio vogliamo dare ai nostri amici che ci seguono lì da questo punto di vista qua? Quindi, Vai. Allora, aspetta qua. non siate invadenti, cioè basta un messaggio, se non risponde non risponde, è inutile insistere. Oltre ai di troppi quanto da un Allora, potresti anche insistere un po' se veramente ci credi, sì. però Abbiamo detto fin adesso Non lo so. l'approccio sui social non è se si può insistere. non lo so, dipende, magari ha tanti follower e non vede il tuo, poi magari vede che sei insistente, si fa 2 domande, va a guardare il tuo profilo, magari gli piace veramente, però è tanto raro. E uscite, fatevi una vita, cioè andate in posti dove ci sono persone, imparate a vivere nella società senza usare questo strumento qua che va utilizzato in un'altra maniera, secondo me. Tra l'altro, un'altra roba viene da chiederti. Cioè, appunto, se tu non segui l'altro, ti va in spam praticamente il messaggio di una persona. Quindi, tante volte non è la ragazza in sé. Adesso mi viene un'altra domanda da farti. Non è la ragazza in sé che è stronza, che non vi vuole rispondere, è che magari non vedi neanche il suo messaggio, giusto? Esatto. Poi un'altra cosa, secondo me, allora il social ci sta Non arriva se non ci seguiamo entrambe. se abbiamo gli stessi interessi, cioè Cioè, se io vedo una ragazza che ha non gli vi stessi seguite, interessi, no. Se non ci seguiamo va nelle richieste di messaggio. Esatto, quindi non riesci a vedere, anche perché sennò quando i messaggi ricevi, se metti un post, ricevi una storia, magari di te, che esci te, c'è il delirio. Cioè sì, siamo su circa i 100 like a storia, se è la mia. E Mi quindi, piace la storia. Anche interazioni, like, siamo sui 600 circa. quindi ti scrivono un sacco di gente, quindi è ovvio che tu non riesci a rispondere a tutti in maniera che hai voglia. Non vi rispondo. Se non vi conosco non vi rispondo. Cioè semplicemente... Ma in generale tu o anche le ragazze? Anche le altre mie amiche. Ok. Cioè io ho una mia amica che ha tanti follower e lei proprio per partito preso non risponde a chi non conosce, ma anche a chi magari conosce, però vede che cioè, insistono tante volte nelle storie, proprio come ha detto lui, se per una volta non vi rispondiamo, riprovaci una seconda volta, però dopodiché basta perché proprio sei cestinato. anche perché è una perdita di tempo È una perdita da parte di tempo. entrambi, cioè Da nel senso se io avessi Ma no, un da parte sacco- tua perché lei non sta perdendo tempo. Lo so appunto, ma se lei dovesse rispondere a tutti quanti e trovare una selezione, che rottura di palle star là a rispondere. Anche perché Io la il catena... consiglio che vi do è di di uscire fuori, di trovare magari una ragazza che capisci che le puoi piacere potenzialmente e buttarti. Preferiamo un ragazzo più sicuro di sé ma educato, perché non deve sfociare nell'arroganza e di essere vero. Cioè non mi interessa mai che tu hai la Tesla, che hai la Porsche o che hai il Pandino. L'importante è che ti presenti in maniera vera e sincera, Genuina. genuina, e soprattutto che tu possa avere dei valori validi, cioè di essere un ragazzo rispettoso, fedele, perché molto spesso, cioè anche iniziare a parlare della tua ex che era una psicopatica, subito mi stai dicendo che eri tu il problema, se la tua ex era psicopatica, dopo c'è anche il caso dove la ex era veramente psicopatica.
Però circa un buon 80% era lui il problema, perché la psicopatica era semplicemente che chiedeva rispetto. Fine. Poi sta cosa qua, che voi dovete, cioè, la gente vi fa sentire importanti, no? Magari dovete stare su un piedistallo, esci con me, ti pago da bere, ho la Lambo, queste robe qua, cioè a voi magari non vi interessa niente. Non ci interessa Dovete niente. essere allo stesso livello di una persona e tante persone non lo capiscono. Esatto, che posso fare per aiutare? Niente, esatto. Cioè nel senso, magari voi apprezzate di più le persone appunto che Io stanno al vostro preferisco livello. magari, non so, che siamo a un parco, mi prendi un fiorellino e me lo dai e inizi, guarda che carino. Oppure anche vai al supermercato, sai che ho avuto la giornata, no, mi porti un Kinder, un Kinder, cazzo, Kinder sorpresa e mi dici, guarda, ti ho pensato, è un bel pensiero. Le cose piccole e semplici, piuttosto che avere 100 rose che mi porti ogni volta, semplicemente. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ringraziamo Silvia, ringraziamo Woba per le perle. Andatevi a guardare il il podcast delle chiamate che abbiamo fatto io e il Botte. Se non l'avete visto andatevelo a recuperare, che è una puntata devastante dove facciamo una gara. È da inizio puntata che attimo. Cosa? Volevi dirlo ancora prima. Sì, volevo dirlo da prima, ma lo dico alla fine del video. Andatevi a guardare quella cosa lì. Ringraziamo Silvia. E grazie al Botte, grazie a voi che ci avete guardato. Se non fai la schiuma, sto giubbotto. Mettete like, Xlab nel posto. Basta. Ciao a tutti. Besito!